I cavalli si avviano alla partenza. Al via la settima corsa nell'ambito delle Felsinarie, questo è il Palio dei Quartieri, successivamente si correrà il Palio dei Comuni. Ritirato il numero 5 Sax del Ronco, lo schieramento 1 Vancouver Ongi, 2 Vitamar, 3 Ussaro Egral, 4 Vien Rose, 6 Solimano, seconda linea 7 Rivelino, 8 Ursula Trio, 9 Ushuaia B. Proprio Ushuaia B la favorita, numero 9 Roberto Vecchione, ma Solimano vicino nella valutazione, gli altri decisamente ignorati, con Vien Rose che raccoglie qualche simpatia come terzo incomodo. Macchina che accelera. Lo stacco con Vien Rose che cerca di assumere il comando, all'esterno è Solimano. Lungo la corda subito Ussaro Egral che però si getta di galoppo e lascia così la posizione a Vitamar. Intanto insiste Solimano. Numero 3 Ussaro Va su Vien Regal, Rose che difende la squalificato. posizione, costringe l'avversario ad accodarsi in seconda. 14-1 il lancio per Vien Rose che conduce così sulla retta delle scuderie. Solimano ha dovuto adeguarsi in seconda posizione, in terza c'è Vitamar, via via gli altri. Quarto iniziale completato in 28-9 da parte di Vien Rose che ora cerca di moderare l'andatura. Percorsie esterne avanza già Ushuaia B che raggiunge Vitamar in seconda posizione, aggancia anche Solimano e al completamento dei 600 in 44,8 si profila a ridosso della leader Vien Rose, ma è ancora un paio di lunghezze. Vien Rose intanto completa il primo mezzo miglio in 59,7, 28,9 poi 30,8, con 14,9 davanti alle tribune. Ushuaia B gradualmente va al sediolo della leader a metà della penultima curva, si avvicina così il chilometro che Vien Rose completa in 1,14,9 con 15,2 di parziale. A contatto cerca di restare anche Solimano, poi Vitamar, gli altri per il momento non riescono a farsi luce. Il tentativo di Rivelino in terza ruota dalla coda, 450 alla conclusione con Vien Rose che tiene a distanza Ushuaia B. Più indietro Vitamar, gli altri per il momento non esistono e i primi due si distaccano. O meglio le prime due con Vitamar che cerca di controllare l'offensiva di Ushuaia B. Queste due cavalle lanciate in arrivo per la vittoria con Vien Rose che si difende. Vien Rose controlla la situazione nel finale, vince su Ushuaia B, mentre per il terzo sbuca Vancouver Ongi che ha ragione degli avversari. 1,13,9 il ragguaglio conclusivo per una Vien Rose davvero convincente. L'allievo di Battista Congiu, interpretata da Andrea Farolfi, oggi in percorso di testa ritrova i suoi motivi migliori e vince molto molto bene questo Palio dei Quartieri, regalando così la vittoria al quartiere di San Donato, San Donato San Vitale. Quota di 8,12 al totalizzatore per Vien Rose, Andrea Farolfi in sediolo, training di Battista Congiu. Secondo posto per Ushuaia B, mentre al terzo chiude Vancouver Ongi.